Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, benvenuti in questo nuovo video. Analizzeremo oggi delle partite che sono state giocate sul sito chess.com, delle partite veloci in cui ci sono GM che hanno sfidato altri GM o maestri internazionali e di come queste partite siano durate pochissimo. Ora, noi sappiamo che un giocatore di questo livello praticamente gioca a 3 minuti come una persona normale gioca a un'ora e mezza. Quindi c'è da stupirsi quando ci sono questi errori così clamorosi. Andiamo a vedere quindi quali sono state le mosse di queste partite. Potete vedere anche il punteggio Elo, chiaramente sul sito 2991, 2874. Andiamo. Cavallo F3, cavallo F6, C4, E6, cavallo C3, C5, D4, fin qui non c'è nulla da commentare. A6, tipica mossa di questa posizione, sembra quasi una sorta di difesa siciliana, nonostante il bianco non abbia aperto con E4, e questa spinta di pedone va a creare quella che viene chiamata poi la culla per la donna in C7, no? Dato che il cavallo non può né andare qui né andare qui e quindi infastidire la donna in C7. Quindi è una mossa questa di prevenzione, di profilassi. G3, alfiere B4, alfiere G2. Qui il bianco non deve temere questa cattura. Sì, è vero, poi si troverà con due pedoni uno davanti all'altro impedonati, ma non c'è assolutamente nulla da temere perché in questa posizione il pedone andrebbe a sostenere poi il cavallo centrale e che lo renderebbe molto forte. Alfiere G2, arrocco, cambio, nessun problema, cambio. D6. Ora, se andiamo ad analizzare la struttura pedonale del nero, andiamo a vedere subito che c'è, diciamo, una debolezza. La debolezza è data dal pedone D6 che essenzialmente non è difeso da nessun altro pedone. Certo, può essere difeso con i pezzi, per esempio la donna può mettersi in C7, la torre può mettersi in D8, addirittura il cavallo può anche ritirarsi in E8, quindi si può difendere questo pedone. Però adesso vediamo che il bianco troverà tutti i modi per attaccare questo pedone e mettere in difficoltà il suo avversario. Alfiere A3, primo pezzo che va a attaccare contro questo pedone. Donna C7, quindi qui il nero inizia a mettere un piano difensivo su questo pedone. Donna D3, probabilmente con l'idea anche di andare a raddoppiare donna e torre su questo pedone. Quindi per ora la donna attacca questo pedone a raggi X, ma non appena questo cavallo si toglierà da qui, l'attacco poi diventerà concreto. Torre di 8, quindi una mossa preventiva che va a difendere ancora una volta questo pedone. Come immaginavamo, la torre è andata a supportare l'attacco della donna. Sviluppo di un pezzo, peccato che lo sviluppo di questo pezzo va ad interferire sulla difesa del pedone, perché ora la torre non può più difendere e quindi cavallo B3. Cavallo B3 finalmente scopre l'attacco doppio. Quindi se andiamo a fare un calcolo proprio matematico abbiamo 1, 2, 3 pezzi che attaccano contro D6 e attualmente uno solo che lo protegge. Ecco perché ora, nonostante si gioca cavallo C8, in E8 che ha lo scopo di proteggere questo pedone, comunque il bianco può andare in vantaggio di materiale. Alfiere per, cambio, qui la donna cattura C4 e su cavallo C5 il nero abbandona. Perché abbandona? Qui ci sono tante possibilità. Beh, supponiamo che appunto il nero, non so, catturi il pedone. Qui ci sono ancora tante possibilità per il bianco. Innanzitutto c'è un attacco doppio su B7 con cavallo e alfiere. E qui non si può fare nulla per evitarlo. In più si può aumentare la pressione verso il centro, il semicentro con una torre in A che va in C1. Quindi supponiamo, non so, per esempio la continuazione più semplice senza andare a cercare complicazioni di questo tipo. Cambio. La torre è costretta a spostarsi perché è attaccata dal cavallo e spostandosi crolla questo cavallo e quindi il bianco si ritrova essenzialmente con un pezzo in più.
Andiamo a vedere un'altra partita invece. Qui vediamo il punteggio dei due giocatori, 2005 praticamente, anzi qui siamo quasi al 2006, e andiamo a vedere come è andata questa partita, che è durata solamente 17 mosse. G4, un'apertura insolita che sfida il nero a giocare D5 con l'obiettivo di andare subito a catturare questo pedone con l'alfiere, e infatti il nero accetta la sfida, alfiere G2. Qui perché non si cattura questo pedone? Oddio, lo si potrebbe anche catturare, ma la cattura di questo pedone permette al bianco questo controgioco. E qui il bianco controlla questa casa molto bene, chiaramente in caso di presa c'è questo e alla prossima il nero perde la torre. Conoscendo molto probabilmente questo tipo di giocata, il nero gioca C6 creando una struttura di pedoni che vada a rafforzare le case chiare e in particolare il pedone in D5 in modo tale da rendere inefficace questo innocuo, questo alfiere. E3, H6, B3 sviluppando l'altro alfiere in fianchetto, E5 alfiere in fianchetto, sviluppo dell'alfiere, H4, un gioco molto aggressivo da parte del bianco, cavallo F6, G5, fin troppo aggressivo, cambio di torri e alfiere in H1. Cavallo G4, una mossa molto forte che va a porre il cavallo in una posizione di attacco importante, ma soprattutto scopre la donna verso il pedone in G5. Cavallo F3 per proteggere questo pedone, E4 che costringe il cavallo a togliersi. Nel momento in cui il cavallo si è tolto, ora la donna può catturare tranquillamente quel pedone. La partita come è continuata? Qui praticamente è chiaro che c'è un alfiere indifeso e un punto in F2 debole. Basterebbe una semplice donna in H4 per attaccare contemporaneamente alfiere e minacciare praticamente il matto. Il bianco quindi decide di correre ai ripari con donna E2 che magari andrà in F1 che cerca di tenere un po' questi due punti. Tuttavia qui il nero compie un attacco impeccabile. Donna H4, alfiere G2 togliendosi dall'attacco della donna. Sacrificio di cavallo, chiaramente il bianco non può catturare perché seguirebbe questa mossa e alla prossima perde la donna il bianco, quindi non si può catturare. Re F1, cavallo G4, sviluppo dell'altro pezzo, attacco molto forte, questa diagonale ormai è stracontrollata dal nero, cavallo D1, cavallo in H2, scacco, re G1 e alfiere G4. Guardate il fuoco del nero come si fa sentire. E qui niente, qui il bianco ha abbandonato anche perché c'era poco da fare. Qui l'unica probabilmente è andare a catturare questo alfiere con la propria donna. Andiamo a vedere l'ultima partita per oggi, anche qui National Master contro Gran Maestro, ma nonostante i titoli diversi abbiamo visto che il punteggio è praticamente simile su questo sito, quindi i titoli contano fino a un certo punto. D4, cavallo C6, cavallo F3, D5. Questo tipo di difesa non è molto utilizzata perché noi sappiamo che solitamente si tende a lasciare questo pedone C libero di spingersi, no? E poi giocare cavallo C6, mentre questo tipo di difesa invece va subito con un cavallo ad attaccare il nostro pedone in D4. Di conseguenza, se non si gioca correttamente, rischiamo soprattutto nel gioco veloce di perdere subito questo pedone centrale. Infatti, grazie a questa mossa, ora il nero si ritrova con due pezzi che attaccano sul punto D4. A seguito del cambio del cavallo, la donna non riuscirà a tenere questo pedone. In più, ci potrà essere anche un arrocco lungo da parte del nero e quindi un ulteriore pezzo che controlla e attacca D4 e controlla in generale la colonna D. Cavallo C3 scacciando la donna, donna H5, questa minaccia non fa paura di nessun tipo perché questo cavallo è ultra protetto,
Qui la mossa più forte in questa situazione è quella di spingere D5, giocare donna B3 e dare fastidio su questo punto, dato che l'alfiere ha abbandonato questa casa, qui bisogna iniziare a dare fastidio. Probabilmente il bianco era spiazzato da questo tipo di difesa e ha giocato in modo un po' passivo E3, eliminando tutto il vantaggio che aveva accumulato. Rocco lungo, alfiere 2, E5, D5, mossa corretta, finalmente quella spinta, E4, cavallo D4, e questa è un attacco di scoperta semplice, che però il nero non vede, cioè lo vede ma lo aveva sottovalutato. Qui non solo il bianco si è ripreso il materiale, ma ora scacco e ti attacco anche la donna. Quindi il nero probabilmente non aveva fatto i conti con questa mossa, infatti donna per F5, donna di 1. E qui dopo 10 secondi dall'inizio della partita, e qui niente, il bianco, sì, il nero ha abbandonato, poiché il vantaggio del bianco è veramente enorme. La mossa chiaramente che era da giocare era questa: alfiere per, donna per, in caso di cambio si catturava con uno dei due cavalli, o addirittura si potrebbe catturare anche col re, dato che non ci sono più le donne in gioco. Non ci sarebbe nulla del male nell'esporre il re in questo modo e la torre è libera poi di muoversi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, ne usciranno altri di questo tipo, anche perché andare a vedere le partite dei giocatori più forti è sempre un modo anche per imparare. Ci vediamo alla prossima, ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!